Eccoci insieme come ogni venerdì con i nostri amici dello CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi, ma anche dell'Inca questa volta. Allora, ben arrivata Anna Bilato, grazie. Coordinatrice regionale Inca Veneto, e poi ribadiremo di che cosa si tratta, cosa fa anche l'Inca, perché giustamente è bene precisarlo, e Giuseppe Di Girolamo, segretario regionale CGIL. Argomenti belli caldini anche questa volta. Allora, abbiamo da un lato affrontare il tema, la vexata questione dei tagli e la rivalutazione delle pensioni, e quindi fare chiarezza su questi aspetti, i margini che ci possono essere o non essere, cosa succede. Quota 100. Pensione. E quindi chiarire bene questa novità importante che ormai è entrata, a quante adesioni ci sono state, i vantaggi o meno, insomma è un aspetto che tanti interessa e tanti chiedono anche precisazioni. E poi la pensione di cittadinanza, che cos'è, chi può usufruirne, quali sono i vantaggi, la fattibilità. Poi se verranno fuori altre questioni le affronteremo bene insieme. Allora, tanto per incominciare, vediamo di affrontare, cominciamo con lei segretario. Che cosa parliamo? Tagli a rivalutazione? È un'amara sorpresa quella che si sono trovati i pensionati dal 1° aprile. Col cedolino della pensione del 1° aprile... Qui vediamo già, possiamo mettere in onda la prima slide di supporto che vediamo ci racconta un pochettino. Sostanzialmente noi dopo 8 anni di blocchi e mancate rivalutazioni, cioè dalla Monti Fornero fino al 31 dicembre, si doveva tornare al normale meccanismo di rivalutazione delle pensioni. Era un accordo fatto nel 2016 tra governo e sindacato. Invece cosa è successo? Qui vediamo la slide successiva. Sì. Tanto raccontiamolo, poi intanto cosa è successo? Eccolo qua. È successo che l'INPS, mentre per gennaio, febbraio e marzo ha pagato le pensioni in base a quell'accordo che era previsto appunto con l'accordo del 2016, con il 1° di aprile ha bloccato quella rivalutazione e ha pagato con col nuovo meccanismo previsto dal governo Conte. E quindi questo ha determinato una perdita delle pensioni. Attenzione, anche qui non parliamo di pochi soldi, parliamo di soldi non da poco. Se noi vediamo dalle slide una pensione di 1.200 euro netti, quindi qui sì parliamo di netti, perché come dire, le pensioni fino a 1.500 euro... qui stiamo parlando di netti. Esatto, allora, proprio perché... Facciamo una felicità dei nostri telespettatori che ci chiedono... per dare un'idea più precisa, insomma, perché una pensione di 1.500 euro lordi, che significa circa 1.200 euro netti, insomma, come vedete dalla slide, ha una perdita che nel corso del triennio non è di poco conto. Io adesso da qua non ho in mano le... È di 44,59 euro nei 3 anni, cioè 5,85 euro nel 2019, nel 2020 13,26. Perché a scalare aumenta la cifra? Perché appunto la perdita aumenta, perché appunto col governo Conte ha previsto una minor copertura man mano che si alzano le pensioni. Quindi fino ai 1.500 euro lordi non si perde nulla. Le pensioni restano come quelle del 1° gennaio, quindi al 1° aprile il pensionato che ha una pensione sotto i 1.500 euro lordi non ci rimette nulla. Il problema nasce dai 1.500 euro lordi in su, e quindi ecco perché noi abbiamo fatto questa scala, perché... Chi prende netti 1.607 euro esatto, netti, che non è una grande pensione, se uno ci pensa, con 1.600 euro netti, che è una pensione da lavoro, quindi parliamo di operai, impiegati, non parliamo di chissà quale tipo di pensione, alla fine del triennio perderà qualcosa come 467 euro mediamente, che non è una piccola cifra. Se ragioniamo su pensioni un po' più alte, quindi parliamo di un turnista, un personale viaggiante, vediamo che nell'arco dei 3 anni ci rimetterà più di 1.200 euro, quasi 1.300 euro di pensione, che non sono poca cosa. Ecco, questo per dire che cosa? Che purtroppo anche questo governo mette le mani
nelle tasche sempre ai soliti, in particolare ai pensionati. Perché ai pensionati? Perché è più semplice. Siamo quasi 18 milioni di pensionati in Italia e quindi, come dire, un euro a testa si fa presto a raccogliere i soldi. Ecco. 2.181 euro netti per la perdita nei 3 anni di 1.534. Esatto. Se noi andiamo a vedere, quindi, come abbiamo fatto a fare questi calcoli, se vediamo la slide successiva, noi abbiamo sostanzialmente applicato il tasso di inflazione che è stato previsto dal governo, quindi dal 2019 al 2021, cioè quello l'1,1, l'1,4 e il 2,2, che sono appunto l'inflazione prevista dal governo. Attenzione anche qui, noi abbiamo fatto i calcoli sull'inflazione programmata, ma sappiamo insomma in tutti questi anni che l'inflazione programmata non ha mai coperto l'inflazione reale, cioè la svalutazione reale. Quindi a quei soldi che abbiamo visto prima, che perde un pensionato, sicuramente c'è una ulteriore perdita del potere d'acquisto della pensione. Ecco, questo per dire le cose. Se vogliamo fare qualche esempio, allora vediamo un po' la slide successiva. Vediamo l'altra slide, vediamo qual è quella successiva. Quindi l'assegno è stato ricalcolato secondo l'articolo 1,260 della legge 30. Sì, ecco, qui adesso noi siamo un po' andati nello specifico, cioè il numero 400.000 anziani veneti rei di ricevere un assegno superiore ai 1.537 euro. Quindi, se noi vediamo in Veneto quanti sono i pensionati colpiti tra virgolette da questo provvedimento, noi abbiamo fatto i calcoli, sono circa oltre 400.000 pensionati che al primo aprile si sono trovati con una pensione decurtata rispetto a quella del trimestre precedente, cioè rispetto a gennaio, febbraio e marzo. Quindi si sono trovati con una pensione inferiore a quella di quel trimestre lì. Sono oltre 400.000 pensionati, quindi non parliamo di poca cosa, insomma. Ecco. Queste sono le questioni. Esatto, e qui diceva che così pensionati con una pensione che supera i 1.537 euro lordi, 3 volte il trattamento minimo, dovranno anche restituire parte dell'aumento ricevuto dal 1° gennaio, frutto dell'accordo sindacale. Ecco, qui c'è da dire una cosa, cioè oltre al danno c'è anche la beffa, perché col 1° aprile si sono trovati questo bel pesce d'aprile, quindi una pensione ridotta, questi 400.000 pensionati veneti. Ma adesso, dopo le elezioni europee, si ritroveranno a dover restituire i soldi che hanno percepito nel primo trimestre. Per i primi 3 mesi. Questo l'INPS non li ha ancora trattenuti, non ha ancora fatto il conguaglio, per una direttiva precisa del governo, che ha detto all'INPS di calcolare il conguaglio solo dal 1° giugno in poi. Quindi anche qui aspettarsi che poi aspettiamo a non fare incavolare i pensionati. Aspettiamo prima le elezioni, perché in maggio avremo le elezioni europee, e poi col 1° giugno provvederemo, quindi l'INPS provvederà a recuperare la cifra che ognuno di questi pensionati dovrà restituire. Questo è dovuto a che cosa? Come mai c'è stato questo? Perché si sono accorti che il meccanismo non reggeva? No, perché appunto nel 2016 noi avevamo fatto un accordo col governo in cui si prevedeva che dal 1° gennaio 2019 scattasse la vecchia scala mobile, chiamiamola così, e quindi una maggiore tutela per i pensionati. Il governo, dopo aver fatto il documento economico-finanziario nel 2018, si è accorto che i conti, dopo la questione con l'Europa, eccetera, eccetera, si è accorto che i conti non tornavano e quindi ha bloccato quella rivalutazione che avevamo concordato, solo che non ha fatto in tempo a comunicarla. L'INPS al 15 di dicembre aveva già messo in pagamento le pensioni. Quindi ora che è avvenuto tutto la procedura, nel frattempo è stata approvata la legge finanziaria e quindi solo dal 1° aprile l'INPS ha potuto applicare quell'accordo che il governo
ha previsto, quel nuovo accordo che il governo ha previsto. Allora, facciamo anche qualche esempio, così possiamo toccare con mano, quindi vediamo anche la slide successiva che abbiamo preparato tre esempi proprio per rendere, eccoli qua. Allora, il signor Paolo, che nel 2011, proprio per dire che cosa questi esempi, a cosa servono? A dire che non c'è solo il problema della perdita di quelle cifre che abbiamo visto all'inizio, che possono dire, vabbè, insomma, in periodo di crisi, insomma, se anche uno ci rimette 500 euro, 600. Il problema non è solo quello, è che quella cifra lì va a sommarsi al blocco di rivalutazione che c'è stato tra la Monti Fornero e tutto il seguito. Per cui il signor Paolo, ad esempio, che nel 2011, quindi stiamo parlando dal momento della Fornero, aveva una pensione lorda di 2.500 euro, in questi anni avrebbe dovuto percepire un aumento per altri 16.000 euro. Cioè questa è stata la perdita che ha ricevuto. Quindi prima per effetto della bilancia e poi per quella del 2019 ci rimetterà altri 1.240 euro. Quindi sono tanti soldi, non pochi soldi che un pensionato annualmente per colpa della somma dei vari blocchi di rivalutazione andrà a perdere. Ecco, quindi sono cifre che i pensionati hanno contribuito in questi anni al risanamento della bilancia pubblica, non di poco conto. Se vediamo una persona, insomma, che ha una pensione già più dignitosa, quindi la signora Silvia che ha una pensione di 3.000 euro, in questi anni avrebbe dovuto ricevere aumenti per 18.000 euro, per oltre 18.000 euro, ma a causa dei vari interventi, come dire, sulla perequazione ha avuto solo 1.385 euro, quindi ha perso oltre 2.680 euro. Però sulla si portava sua a casa una buona pensione, cioè averla come busta paga, queste per pensioni carità, qua. Però se noi pensiamo ad esempio ad un lavoratore, un ferroviere, insomma, che ha del personale viaggiante, che quindi ha, insomma, turni, spostamenti, eccetera, eccetera, non è che parliamo di marziani, ecco, voglio dire, o di paperon de paperone. No, ma siccome adesso le osservazioni che ci vengono anche dalle mail sono che tantissimi lavoratori, non tanto giovani, adesso non riescono ad arrivare come busta paga base neanche a quella che è la pensione che noi valutiamo come primo caso. È un dato di fatto e quindi però la perdita è notevole. Sì, per cui viene da sorridere che i contratti nel privato non li rinnovano da 20 anni, non c'è adeguamento, non c'è niente, e qui dicono i pensionati invece vanno... Però i pensionati, come dire, non hanno rinnovi contrattuali, questo è l'unico meccanismo. Neanche i lavoratori hanno i rinnovi contrattuali, insomma, sapete. adesso per fortuna qualcosina siamo riusciti a rinnovare, però ecco, non hanno né rinnovi contrattuali né altre forme di tutele, l'unica tutela che hanno è questa qui, di questo meccanismo di rivalutazione. Ecco perché noi siamo particolarmente arrabbiati su questa questione. Ecco, quindi questi sono i soldi che ci rimettono i pensionati, quindi che ci hanno rimesso in questi anni e ci rimetteranno con questo nuovo provvedimento. Non si sanno il numero, per esempio, cioè il risparmio per lo Stato per i 3.500 euro lordi, per esempio. Poi qua dice, nel 2011 il signor Ivan aveva una pensione di lorda di 3.500 euro, avrebbe dovuto ricevere aumenti per 20.605 euro, ma a causa dei vari interventi ha avuto solo 1.479 euro, ha perso 2.990 euro l'anno. Sì. Questi soldi risparmiati dall'INPS, insomma, in totale si sa quanto ammontano? Oggi no, sinceramente non sono in grado di dire. Perché dire almeno il risparmio serve per fare l'esempio, per non aumentare l'IVA. Però ad esempio noi abbiamo calcolato quanto è il risparmio di questo nuovo blocco, che è di 3 miliardi e mezzo, quindi non di poca cosa. Ma perché appunto uno dice, a fronte di questo sacrificio, che almeno ci sia un vantaggio, cioè almeno i beni di consumo non vanno ad essere aumentati perché ho un sacrificio a monte. Uno può vedere anche almeno in questo senso. Praticamente il blocco della rivalutazione decisa dal governo Conte porterà alle casse dello Stato un risparmio di 3 miliardi e mezzo, quindi non di poca cosa, insomma è una bella cifretta, insomma. Il problema qual è? Che ancora una volta questi soldi
non andranno a beneficio del, come dire, del sistema previdenziale. Appunto, come diceva lei, andranno, nel sistema generale, sistema andranno nella bilancia dei pagamenti. Totale perequazione 2012-2019, questo è anche interessante, adesso vediamo se possiamo mettere in onda la slide successiva a questa. Ci sono anche qui interessanti numeri che secondo me fanno un po' riflettere. Vediamo se riusciamo a metterla, a trovarla dalla regia, che è proprio quella successiva. Comunque, la perdita subita nel periodo 2012-2019, eccola lì, vediamo l'ultima. Sì. Allora, questo praticamente è un po' una sintesi di quello che è successo dal 2011 ad oggi. Cioè noi abbiamo preso appunto, anche dall'esempio di prima, una pensione di 1.500 euro lordi, con la legge del 2000, 388 del 2000, perde altri 10.549, poi c'è il decreto Poletti, quello che restituisce il famoso bonus Poletti, che restituisce una parte delle cifre perché era anticostituzionale il blocco totale delle pensioni, certo, che era stato definito dalla Monti Fornero, quindi abbiamo rimesso quei soldi lì, e quindi la perdita subita nel periodo appunto degli ultimi 7 anni è di questa cifra che riportiamo nell'ultima colonna. Quindi una pensione di 1.500 euro lordi ha perso qualcosa come 7.449 euro, non poco per una pensione di quella portata, che ripeto, parliamo di una pensione netta di 1.200 euro. E quindi così a scalare, insomma, una pensione di 2.000 euro lordi che sta appunto nella pensione di un lavoratore medio ha avuto una perdita reale di potere d'acquisto di oltre 10.000 euro negli ultimi 7 anni. Quindi sono cifre grosse, ecco perché quando si dice ma voi siete un po' somigliate all'Avario di Molière, beh insomma mica tanto all'Avario di Molière, prima perché non stiamo parlando delle pensioni d'oro, ma stiamo parlando di pensioni da lavoro. Secondo, le cifre che si sono sommate nel corso dell'anno sono cifre importanti, che equivalgono sostanzialmente ad una mensilità all'anno, perché se noi proviamo a verificare, oggi come oggi, un pensionato nell'arco di questi anni ci ha rimesso una mensilità all'anno, come se avesse ha perso di fatto una mensilità all'anno. Allora, c'è ancora un'altra slide che potrebbe essere, che appunto parla della differenza, quindi possiamo vederla anche insieme se ce la metti in onda la regia. Comunque ribadisce questo concetto, quindi la differenza annua 958 euro per una pensione mensile lorda di 1.500 euro circa, no? Sì, questa è la differenza annua che abbiamo visto sostanzialmente nel periodo che dicevamo prima, cioè qui abbiamo calcolato proprio i multipli per capire quando realmente è la differenza di ogni anno e quindi quanto si arriva a perdere ogni pensionato annualmente nelle pensioni. Come poi potete vedere era un po' quello che dicevo prima, alla fine un pensionato rischia di perdere, ha perso di fatto una mensilità all'anno. Se ci fosse la pensione di reversibilità attaccata? È diversa, la pensione di reversibilità ha un suo meccanismo. Perché qua dice questa differenza proseguirà per tutta la durata della pensione, quindi anche anche oltre, qualora vi fosse una pensione di reversibilità. Certo, perché quella pensione va a sommarsi al resto delle competenze che ha l'altra persona, il superstite, diciamo così, e quindi continuerebbe nella sua... senza possibilità di salvezza. Senza possibilità, esatto. Allora, andiamo in pubblicità. C'è qualcosa per chiudere questo argomento? C'è qualche osservazione da fare, qualche azione che pensate di intraprendere? Beh, semmai possiamo fare alla fine, possiamo anche fare un quadro della situazione. La cosa che noi diciamo su questo è che noi saremo in piazza di nuovo proprio per ribadire questo aspetto, cioè che quello che non si può continuare a prendere dalle tasche dei pensionati, anche perché, ripeto, si vanno a colpire soprattutto le pensioni che sono frutto di lavoro, sono pensioni da contributi di lavoro e sono soprattutto persone
che hanno costruito il benessere di questo Paese e oggi vengono colpevolizzati e colpiti in quella, come dire, che è una cosa che si sono costruiti in tanti anni di sacrificio, per cui siamo veramente in una situazione paradossale, insomma. Infatti. Andiamo a colpire la parte sana del Paese. Ecco noi. Allora, detto questo, andiamo in pubblicità rapidamente, poi c'è un altro argomento molto interessante, parliamo di quota 100 e quindi rispondiamo anche ai diversi messaggi, mail che voi ci avete mandato tra poco.